Buongiorno, dottoressa Pradelli, e benvenuta in questo spazio dedicato al progetto Caregiver Veneto in Rosa. Buongiorno e grazie per l'invito. Samantha, volevo chiederti che cos'è la valutazione neuropsicologica, perché quando le persone cominciano a entrare in questo mondo legato alla demenza, quando ricevono una diagnosi, fanno vari tipi di visite, visite mediche, visite specialistiche, e a un certo punto arrivano alla valutazione neuropsicologica. Che cos'è, a cosa serve, perché viene fatta? Ok, allora la valutazione neuropsicologica è un tentativo che di solito lo psicologo fa di comprendere il funzionamento cognitivo, quindi della memoria, dell'attenzione, delle funzioni visuospaziali, di altre funzioni che si chiamano esecutive, della memoria di lavoro della persona attraverso dei test che sono per lo più carta e matita, ma possono essere anche computerizzati. E, lo strumento più utilizzato è il Mini Mental State Examination, che è uno strumento di screening che indaga l'orientamento temporale, quindi chiede alla persona in che anno siamo, in che stagione siamo, in che mese siamo, l'orientamento spaziale, quindi come si chiama la nostra nazione, la nostra regione, la città, dove siamo qui adesso, e poi altre domande appunto che indagano la memoria, l'attenzione. E questa è una parte che è la valutazione cognitiva all'interno della valutazione neuropsicologica. Poi però vanno indagate anche gli altri aspetti più emotivi che possono avere a che fare con la prestazione, perché sì, sappiamo che quando siamo un po' agitati, ecco, un po' in ansia, l'ansia è molto nemica della memoria e quindi potremo avere una prestazione bassa semplicemente perché siamo agitati e in ansia, e anche il tono dell'umore deflesso, anche questo contribuisce molto al funzionamento cognitivo. Per cui ecco, si vanno a indagare anche questi aspetti più emotivi e comportamentali, quindi facendo delle domande anche al familiare rispetto ai comportamenti che la persona ha, senza però sottovalutare anche l'input della persona stessa, nel senso che poi la visione può essere diversa, no? E ecco, quindi insomma, la valutazione neuropsicologica mette insieme queste componenti cognitive, emotive, comportamentali per avere per poter dare una conclusione alla persona e al suo familiare rispetto a quello che noi pensiamo che sia il suo funzionamento, che non è detto che rispecchi effettivamente la realtà, insomma. Infatti l'ideale sarebbe poter avere molto tempo a disposizione per capire insieme e anche, sì, poter avere un ambiente molto confortevole per mettere a proprio agio la persona. E questa valutazione poi serve per capire se c'è, per aiutare nella diagnosi sindromica, cioè c'è un profilo di normalità, oppure c'è un profilo di disturbo soggettivo, di memoria o altre funzioni cognitive, oppure c'è un profilo di disturbo neurocognitivo lieve, oppure se c'è una demenza vera e propria. Prima parlavi di umore deflesso, quindi di abbassamento dell'umore. Mi viene in mente anche la depressione. Come si fa a capire se è depressione e demenza? È un mix tra le due? Come lo valutate voi? È molto difficile. Allora, ci sono degli strumenti standard che misurano effettivamente la depressione e, facendo delle domande alla persona, però è difficile fare effettivamente una diagnosi differenziale, anche perché, come dire, ci sono dei fattori che si mescolano, per cui se io
mi accorgo che ho qualche problema di memoria, è logico che il mio umore si abbassa e a sua volta, abbassandosi l'umore, peggiora il mio problema di Mm, memoria. E quindi ecco, è complicato, anche perché appunto durante la valutazione neuropsicologica può essere che la persona dica non lo so quando le chiediamo in che data è oggi, perché il suo tono dell'umore è mm, basso. Quindi c'è chi dice che se le domande, se le risposte non so sono numerose, allora ci si può orientare di più verso una depressione, però ecco non c'è un confine così. mm. E nella mia esperienza la maggior parte delle persone che poi è stata diagnosticata con un disturbo neurocognitivo maggiore ha esordito con una deflessione del tono dell'umore. Mm. Quindi se capisco bene non bastano gli strumenti, ci vuole anche l'esperienza, ci vuole anche questa capacità relazionale di entrare in relazione con la persona. E volevo chiederti, queste visite neuropsicologiche si fanno da soli o si può essere accompagnati dal caregiver? Come avvengono? C'è una fase in cui il malato, la persona malata è da sola e poi arriva anche il caregiver? Come funziona? E allora, diciamo che la cosa ideale sarebbe chiedere alla persona se vuole essere da solo o se vuole avere il proprio familiare dentro con sé, sempre perché ritornando al problema dell'emotività, una persona che si sente da sola, con un professionista di fronte che magari non conosce nemmeno, come dire, può essere più a disagio e quindi la sua performance nella valutazione neuropsicologica noi dobbiamo ottenere la miglior performance possibile, quindi non ci possiamo accontentare così di una, perché sennò i dati sono sbagliati, insomma i risultati sono sbagliati e quindi chiedendo alla persona come si sente più a suo agio, preferisce avere il suo caro di fianco. Mhm, Questo a volte però bisogna istruire anche il familiare rispetto a non intervenire quando si fanno le domande. Quindi di solito noi chiediamo, diciamo, va bene, facciamo così, magari il familiare sta un attimo più indietro, che non è proprio col fiato sul collo e si fa la valutazione più normalmente, però più generalmente la persona gradisce anche stare da solo perché riesce a concentrarsi meglio e a non sì. avere l'imbarazzo di sapere che il proprio familiare sta ascoltando Mm. le sue risposte. Quindi è anche soggettivo questo. Sì, sì. E le valutazioni sono più di una o è una sola? Cioè quante valutazioni neuropsicologiche bisogna fare? Questo è un problema, nel senso che c'è un principio di economia, no? Che bisognerebbe rispettare, per cui dobbiamo riuscire ad ottenere i risultati più attendibili col minor uso di prove, di test, perché sono stressanti. Mm, Infatti noi diciamo sempre ci dispiace mettere il dito nella piaga, proprio dove questo mm, per lei è molto traumatico, ma spieghiamo il motivo della valutazione, spieghiamo anche quello che può emergere, perché questo fa parte ovviamente di un buon consenso informato, nel senso che una persona se sa che può emergere una demenza o delle problematiche che poi lo portano a dover avere delle difficoltà nel guidare l'automobile, può anche rinunciare a fare la visita, la valutazione. Quindi ecco, mm. eh, Quindi è un momento delicato. E dopo la valutazione neuropsicologica può essere che ci sia una prescrizione di qualche tipo di intervento. Mi viene anche in mente il tema della stimolazione cognitiva. Ci puoi dire che cos'è e come si fa, che cosa sì. consiste? Sì, dopo la valutazione dovrebbe esserci una buona comunicazione della diagnosi, che ovviamente è un percorso, un processo, non può essere un momento unico
e alla persona viene offerto di solito tutto quello che è il supporto post-diagnostico, che può essere sia di natura farmacologica, con i farmaci che oggi sono a disposizione, sia di natura più psicosociale, e uno degli interventi che può essere offerto è proprio la stimolazione cognitiva. Adesso senza entrare troppo nei tecnicismi, che non credo che siano, però ecco, la stimolazione cognitiva è un percorso di gruppo. La persona si incontra con altre 5 o 6 persone che condividono con lui la diagnosi e l'esperienza, quindi anche un gruppo abbastanza omogeneo. L'ideale sarebbe che fosse composto da uomini e donne, no? Perché questo rende tutto più arricchente anche negli scambi, e ci si incontra per esercitare, come dire, i principi base sono quelli della cura centrata sulla persona, quindi la valorizzazione della persona, l'individualizzazione degli interventi, quindi usare il materiale più possibile in linea con le preferenze delle persone, assumere sempre la loro prospettiva e fornire appunto un ambiente sociale arricchente. E in questi incontri di un'ora, un'ora e mezzo, a seconda della metodologia che si usa, si fa conversazione e si fanno esercizi tarati sulle preferenze del gruppo. E di solito quella che facciamo noi qua è di 7 settimane, con 2 incontri a settimana, ed piace molto. Quindi avete dei buoni feedback. Sì, sì, anche se devo dire che ultimamente, come dire, abbiamo notato che le persone che si incontrano per fare stimolazione cognitiva poi finiscono a parlare più che altro delle loro, dei modi in cui fronteggiano la loro situazione, no? Ed emergono soprattutto le questioni più emotive, no? Ma tu come ti succede questo? Come Mm. fai a reagire? Ah, a me capita di arrabbiarmi, a me capita invece di essere in ansia, e quindi abbiamo un po' deviato e utilizziamo altri interventi per gestire proprio queste problematiche, dare un supporto più emotivo, ecco, che cognitivo. Ed anche questo ha un buon riscontro. So che assieme ad altre colleghe ti sei occupata della traduzione di un libro che si chiama Vivere bene con la demenza, quindi stai parlando anche di questa prospettiva. Esattamente, esattamente, ci siamo proprio occupati di questo perché ci siamo resi conto del bisogno, e non avendo strumenti abbiamo individuato questo di uno psicologo che in Inghilterra lo fa da lungo tempo, e devo dire che abbiamo avuto talmente bei risultati che poi abbiamo deciso appunto di tradurlo e di portarlo avanti, perché alle persone piace parlare delle loro emozioni, e Quindi quindi se capisco bene rispetto alla stimolazione cognitiva, qui c'è un'apertura più a tutte le dimensioni dell'essere essere umano, quindi alla relazione, allo scambio, all'emozione. esatto, e all'accettazione Mm. della demenza. E Eh, che cos'è questa accettazione? È una malattia difficile per tutti, per il malato, per la famiglia, quindi l'accettazione è una parola che si fa fatica, insomma, a declinare con la demenza. Sì, assolutamente, al punto che noi professionisti facevamo fatica ad affrontare un percorso con le persone appunto di accettazione, no? Ehm,
di capacità di fronteggiare a livello emotivo e di conoscere anche a livello proprio di informazioni e di contenuto questa malattia e questa condizione. E devo dire che questo percorso aiuta tanto, come dire, aiuta Richard Cheston, che è l'ideatore, sì, dice riuscire a nominare il demone, no? Mm. Riuscire, e quello è il primo passo. E io in tanti anni che lavoro in questo ambito, devo dire che con i miei colloqui sono riuscita raramente, come invece riesce un gruppo, cioè Mm. il confronto con altre persone che vivono la stessa situazione favorisce molto l'apertura a questo e è proprio attraverso il confronto che le persone iniziano a dire, beh, se lui dice che ha questo problema, posso dirlo anch'io. Ehm, e certo è necessario vincere le fasi iniziali, l'evitamento, che è quello che Mm. mettiamo tutti in atto quando siamo di fronte a un'esperienza problematica, ma se riusciamo a vincere l'evitamento, e ovviamente non ci vuole solo il gruppo, ma anche tanto supporto ai familiari, allora poi si possono passare anche tutte le altre fasi in cui si riesce ad adattarsi sia a livello emotivo che a livello di pensiero. È quello che tu mi stai dicendo, mi fa venire in mente allora quanto ancora è più critica il tema dell'isolamento delle persone malate e dei familiari. Mm. Perché se mi dici che comunque stare in gruppo, avere un supporto è di beneficio non solo per l'aspetto cognitivo, ma anche per quello emotivo, e poi sappiamo invece quante volte le persone malate e anche i caregiver si trovano isolati, e questo fa emergere ancora di più la gravità del Ass- problema. Assolutamente, anche perché è una delle cose che si sono imparate, insomma, da quando si ascoltano di più le esperienze delle persone che vivono con questa malattia, è che è la relazione che loro hanno con la loro condizione che determina la traiettoria della malattia. Per cui essere da soli e non avere la possibilità di elaborare una modalità di relazione con la propria malattia, con la propria condizione, è davvero porta al peggioramento anche senza la progressione Mm. neurodegenerativa, Mm, ecco. mm. Tu incontri le persone malate, ma incontri anche i caregiver, le caregiver. Di solito quali sono le difficoltà che ti portano le caregiver, i caregiver? Di che cosa hanno bisogno, che cosa ti chiedono? Ma allora, sono moltissime le cose che sia dal punto di vista sociale, appunto di isolamento, sia dal punto di vista pratico, concreto, quindi proprio l'essere sovraccarichi dal lavoro, e sia dal punto di vista emotivo. E, ah, quindi sì, io credo che forse la cosa che, come dire, che è più difficile da affrontare con loro sia la sensazione di perdita di identità, che è quella che hanno anche le persone con diagnosi. Quando sia la persona con demenza sia il familiare iniziano a perdere, ad avere la sensazione di perdere la loro identità, qua abbiamo i problemi più grandi, soprattutto di salute mentale, che poi vanno ad aggravare tutto il quadro. Perché noi ci pensiamo poco, ma in effetti il problema della demenza è soprattutto il problema della sensazione di perdere l'identità, no? E questo succede anche ai familiari in cui sentono di non essere più se stessi. E Mm. questo
Eh sì, è proprio una transizione, la diagnosi fa passare tutti in un altro mondo dove è il mondo della malattia, quindi anche il ruolo, l'identità vengono cambiati. Sì. Sì, anche se quello che dicono è che diventano agli occhi della comunità, agli occhi degli altri, diventano dei caregivers. Non sono più la moglie e il marito di Luigi, ma sono caregivers e questo li fa male, li snatura, sentono di perdere anche la relazione con il proprio caro. Sì. Nella tua esperienza nel lavoro con le persone con questa malattia, o con i caregiver, hai una storia che ti ha particolarmente colpita, qualcosa che ti porti dietro anche come ricordo? Sì, forse la storia di una persona di 65 anni che ha iniziato ad avere difficoltà di memoria, abbastanza circoscritte alla memoria e aveva però al tempo stesso dei problemi di ansia, di depressione. La moglie faceva fatica a capire quale fosse il reale problema, se fosse l'ansia, la depressione o se fosse che veramente stava perdendo la memoria e quindi fosse sintomo di qualcosa, appunto di un disturbo neurodegenerativo. Questa situazione in cui tutti e due si erano accorti del problema è durata parecchi anni, anni in cui la moglie, come dire, aveva bisogno di capire se ci fosse un problema di demenza oppure se fosse un problema di ansia e depressione, mentre la persona, chiamiamolo Luigi, non voleva affrontare la situazione e quindi sono stati anni difficili in cui loro venivano in servizio perché Luigi si era convinto con la moglie a venire a fare una valutazione che aveva dato un esito di disturbo neurocognitivo lieve, che quindi sappiamo che non vuol dire che sia per forza malattia d'Alzheimer con problema specifico di memoria, ma non voleva sottoporsi a indagini più approfondite, quindi la PET con betamiloide e altre cose perché non voleva sapere. E quindi è stato particolarmente duro per loro a trascorrere quegli anni in cui appunto avevano eretto un muro anche di silenzio fra di loro, in cui non riuscivano a comunicare. Ehm, eh, a un certo punto Luigi ha preso coraggio, devo dire che ha preso coraggio anche grazie agli incontri che faceva con le altre persone con disturbo neurocognitivo lieve oppure anche con demenza e quindi insomma ha preso coraggio attraverso il gruppo e ha accettato di sottoporsi a indagini più approfondite e quindi è andato a fare la visita PET con betamiloide. Purtroppo è stato confermato il quadro di un accumulo abnorme di betamiloide, è stata fatta una diagnosi di demenza da malattia d'Alzheimer e da lì sono cambiate completamente le dinamiche. Quindi da una situazione che invece sembrava molto compromessa con parecchie difficoltà da parte di entrambi, sono riusciti ad essere ancora più uniti e adesso, come dire, è vero che ci saranno momenti difficili e duri, ma la coppia si è unita e affrontano ogni problema insieme con molta più consapevolezza, con molta più unità e quindi sicuramente la qualità di vita è migliorata, pur nonostante una diagnosi così infausta. Questo credo che sia
È stato un grosso insegnamento per me, nel senso che noi diamo per scontato che quando c'è una diagnosi per forza ci sia una qualità di vita peggiore o in realtà in questo caso la diagnosi ha aiutato la coppia a rinsaldarsi e a fronteggiare meglio la situazione con più consapevolezza. La storia che tu hai raccontato è una storia importante. Ogni tanto le persone che raccontano l'esordio della malattia, no, a posteriori, quando dicono vabbè, era negli inizi, raccontano di momenti di alta conflittualità nella coppia per magari alcune dimenticanze che vengono trattate come magari negligenza, come non poca voglia di fare, quindi purtroppo Esatto. e non vengono ancora inquadrate nella malattia e quindi c'è un aumento della tensione nella coppia finché appunto non si arriva magari a una diagnosi che è dolorosa, però in qualche modo permette alla coppia di trovarsi su altri equilibri. Esatto, esatto. E anche acquisire più potere, mi viene da dire, nel senso che Luigi si sente più coraggioso e più potente di prima, nel senso che sa che cosa ha davanti, riesce a nominare il demone, a padroneggiarlo e quindi si stanno attrezzando per gestire tutte le sfide nel miglior modo possibile. Però ecco, è stato un percorso e secondo me c'è bisogno di questo principalmente da parte di chi, delle figure di supporto, di aiutare le coppie, aiutare la diade, ecco, spesso si dice diade a venire a patti, a comprendere, ad accettare coi propri tempi, però Mm. in questo caso Luigi ha avuto dei tempi più lenti rispetto alla moglie, a volte può essere il contrario, però ecco, anche questo è difficile tollerare, no? Che non si abbiano gli stessi Mm, tempi. è vero, è vero. Tu prima parlavi di nominare il demone. C'è anche l'idea di cambiare questo nome alla demenza che è diventato una parola così stigmatizzante. Si potrà cambiarlo questo nome? Ma allora, anche questo è tanto, dipende dal significato che noi attribuiamo, no? È vero che ci sono persone che ritengono che demenza, quindi senza mente, sia così dispregiativo nei confronti delle persone. Ci sono altre che invece pensano che sia semplicemente il nome dato a una malattia, a una sindrome e quindi gli è stato dato quello e va bene così perché era peggio una volta, perché una volta non si pensava che queste cose fossero problemi psichici e non legati proprio a una malattia, no? Fossero problemi psichiatrici. C'è tanto questa paura ancora, no? Di essere scambiati per matti, loro dicono. Quindi Mm, dicono bene, bene che si dica demenza perché si chiarisce che è una malattia organica. Quindi ecco, dipende dal significato che ogni persona dà. Anch'io inizialmente ho accolto con molto piacere questo suggerimento da parte del manuale diagnostico di salute mentale perché appunto mi sembrava che demenza senza mente fosse davvero spregiativo. Però ecco, poi parlando con i familiari, con le persone, mi sono resa conto che per alcuni è meglio, alcuni lo preferiscono, quindi secondo me bisogna sempre capire con chi si ha a che fare. Per questo sì. noi operatori dobbiamo capire bene quali sono le paure delle persone prima di comunicare la diagnosi, perché dobbiamo sapere se possiamo nominare la grande D Mm, oppure parlare di qualcos'altro. questo è importante. E c'è un messaggio finale che tu vuoi lasciare per le caregiver, i caregiver di questo progetto Caregiver Veneto in Rosa? E
Beh, è sempre un po' lo stesso, ma insomma, di concentrarsi sulla persona che abbiamo di fronte, di cercare di liberarsi un po' dall'idea della malattia e di queste etichette, Alzheimer, demenza frontotemporale, Lewy body, ma concentrarsi invece sulle caratteristiche della persona, sulla sua personalità e sulle risorse soprattutto. Noi siamo troppo abituati anche nelle valutazioni neuropsicologiche a scrivere soltanto i deficit e quello che manca, e se invece cambiassimo la prospettiva e ci concentrassimo su quello che la persona ancora può fare, può dare, su quello che realmente gli piace, e lo sostenessimo in questo, riusciremo ad aiutarli molto meglio, ad essere più di supporto e anche essere molto aperti alle loro esperienze di vita, cercare di togliere un po' i paraocchi che a volte i libri o i corsi di formazione ci hanno dato rispetto ai sintomi, no? E sapere che spesso conta di più la loro voce, quello che loro ci dicono, e quello che loro vogliono davvero, e quindi anche per supportarli è molto più utile sapere da loro che cosa è utile per loro, che non essere noi a dire ma secondo me ti farebbe bene la stimolazione cognitiva, no? Quindi questo. Grazie, quindi capacità anche di ascolto proprio della persona. Sì, che sì, va affinata secondo me ed è quello strumento necessario che ci fa essere bravi operatori. Samantha, grazie per la tua disponibilità e per questo tempo che hai trascorso con noi per il progetto Caregiver Veneto in Rosa, e ti auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi.